Sinfonie di un dono, quel dono che può salvare tante vite. Questo è il messaggio lanciato dal palco del Teatro Comunale di Treviso attraverso la magia della musica portata in scena dall'orchestra Giovani Musicisti Veneti, ragazzi tra i 12 e i 17 anni, per trasmettere ai propri coetanei l'importanza della donazione degli organi. Sopra il palco mettere ragazzi giovani che si impegnano a sensibilizzare queste tematiche, secondo noi può essere utile anche dall'altra parte assistere ad uno spettacolo del genere proprio condotto da giovani talenti. Al Teatro Comunale anche testimoni diretti di come la donazione possa dare una seconda possibilità di vita. Io sono il primo ricevente da cuore fermo in Italia e nel mondo per il tempo di elettrocardiogramma a piatto da parte del donatore. E io sono l'esempio che anche se non c'è più vita, può essere che la persona ricevente può ancora avere la possibilità di dare ancora tanto. La musica veicolo di sensibilizzazione, ma la musica anche strumento per crescere, per divertirsi in modo sano, per mostrare il volto più bello dei giovani troppo spesso in questi anni protagonisti di episodi di violenza. Questi ragazzi trovino la possibilità di essere domani dei buoni cittadini. E vi assicuro che la scuola della musica, la formazione musicale dà certamente questa possibilità. Investire su di loro, sulla cultura e sul loro futuro è sicuramente ciò che bisogna fare, non ci sono dei se e dei ma. Avvicinatevi alla musica perché è una passione che vi travolge e vi fa sentire proprio immersi in un mondo completamente nuovo che fa vivere delle esperienze che solo chi suona può provarle. Realtà come queste creano un'unione tra i giovani veramente unica, perché si lavora tutti insieme per un progetto veramente culturale di spessore. Insomma, fare musica insieme non è per niente scontato. Alla fine un ultimo importante messaggio. Dobbiamo dire sì, dobbiamo andare a iscriversi ad AIDO, dobbiamo andare a dire sì negli uffici anagrafe quando andiamo a rinnovare la carta d'identità.